La solitudine tra noi, na 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 na. La solitudine e l'inquietudine di quando ti abbandonano. Anche i dipendenti non ti si cagano. Gli dici dai fatemi compagnia a pranzo e chi ti dice devo andare via e chi ti dice ho già mangiato. La solitudine tra noi, na 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 na. In tempo di crisi basta che dici che paghi il pranzo, sei come Forrest Gump, no? Che significa che conosco? Io ho detto pago il pranzo, ma se sono aggregati pure quelli che non conosco, non sono solo dipendenti e collaboratori. Ci sono... Guarda che lavoro! In tempi di crisi ci sta la gente che c'ha l'agenda che dicevo domani di chi è il compleanno? Perché non mi ha chiamato per invitarmi, se però lo chiamo io. Come stai? Bene! Ma che fai? Domani è il compleanno mio! E quindi... Ah, ma che fai? Vieni a pranzo! Sì! Lui non ti aveva chiamato, però se lo chiami te il giorno prima, s'accolla! S'accolli! E allora anche questa è una tecnica. La frase è se mangiamo una cosetta. Se mangiamo una cosetta? E secondo me sto male, siamo senza donne. Siamo pieni di donne, mettono il buon umore, non te la danno mai, però ti mettono il buon umore. Ti danno una mano. Tra parlare, ti danno una mano. A un certo punto in mezzo alle gambe ho sentito come una mano. E che era? Una mano. Tra parlare con un uomo come me e te, fiancato, e parlare con una donna, è meglio parlare con una donna. E allora al bancone, al pubblico, ci mettiamo le donne. Dio la vita. La solitudine tra noi.